Siamo tornati in diretta, siamo sempre in compagnia della dottoressa Lia Ravagnin, presidente di ANISAP Veneto. Stiamo discutendo le lungaggini e tutto ciò che sono i tagli, purtroppo per quanto riguarda gli ambulatori privati. Allora io faccio un breve assunto e grazie per quello che ci ha insegnato poc'anzi. Allora eravamo rimasti su vostra insistenza e si sono accorti insomma che avevano sbagliato. Parlo sempre dall'alto, quindi vi avevano promesso un extra budget di 23 milioni di euro, avete insistito perché non arrivava niente e a novembre 2013 vi sono arrivati soltanto 9 milioni e 800 mila euro. Questi soldi sono stati poi pian pianino distribuiti sulle varie USL e logicamente servivano per le varie prestazioni. Già ricordiamo che nel 2012-11 erano scese di 5 milioni, quindi in meno queste prestazioni. Cosa accadrà? Allora, come andremo a finire? Accadrà che quest'anno sarà più penalizzante per il cittadino, perché l'anno scorso, in virtù di quell'accordo dei 23 milioni, le strutture hanno erogato le prestazioni e quindi i cittadini hanno sentito relativamente il peso delle lungaggini, perché hanno avuto le prestazioni comunque, meno i 5 milioni comunque, meno 5 milioni di prestazioni, ma un certo numero le hanno avute. Poi a noi non le hanno pagate. Vabbè, questa è un'altra cosa. Io voglio riflettere anche su questa cosa, del tipo, questa è un'altra cosa. È come se io anticipassi per tutti gli amici a cena, esattamente, da mangiare, pago io ragazzi, tanto dopo mi tornano in tre, e invece poi non torna niente. No. Cosa succede? Che gli ambulatori possono anche saltare, quindi con allora gli ambulatori che tornano a casa. Certo, gli ambulatori, proprio per effetto di quei 5 milioni di prestazioni, hanno dovuto ridimensionare comunque il personale ed è un fenomeno su cui c'è stata anche poca attenzione, però molti sono rimasti a casa, molti lavoratori sono rimasti a casa. Le strutture sono in sofferenza economica perché hanno continuato ad erogare prestazioni non pagate, i cittadini hanno subito questo taglio di prestazioni inopinato e assolutamente assurdo. E quest'anno purtroppo avranno delle prestazioni in meno perché noi quelle prestazioni che avevamo dato in più l'anno scorso quest'anno non le diamo, ovviamente perché non c'è budget, non ce le pagano. Finiscono ad aprile i soldi. E quindi noi abbiamo visto, per esempio in radiologia, rispetto a un anno fa e a 2 anni fa, sono raddoppiati i tempi di attesa. Di quanto? Raddoppiati. Cosa significa esattamente? Allora lei pensi che una struttura privata la prestazione che dava in un mese la sta dando in 2 ora e siamo all'inizio dell'anno. Poi naturalmente questo è come l'effetto domino, cioè più vai avanti e più i tempi di attesa si allungano. Allora abbiamo una telefonata, sentiamo subito chi è. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, con chi abbiamo il piacere? Con la Meneghelli Rosetta, della provincia di Verona. Ok, signora, ci vuole raccontare, non so, una sua esperienza oppure vuole porre una domanda? A lei la parola. Una domanda vorrei fare, non so, è la dottoressa lì. Sì. Niente, io 15 giorni fa, siccome ho appena seguito il discorso che avete detto delle precedenze, 15 giorni fa ho avuto un problema e sono stata da un dottore e mi ha ordinato di fare un'ecografia all'addome. Sì. Con l'arco di 15 giorni. Allora sono stato qua al mio ospedale di Verona, quello più vicino, e lì mi hanno dato a fine maggio. Come attesa, fine maggio. Attesa, esatto. Quindi dottoressa, come ci ha insegnato lei, deve battere i pugni e dire... Ecco, infatti, ho proprio appena sentito il discorso, non lo sapevo questo. No, infatti... Bisogna vedere se quell'ecografia rientra nelle prestazioni, che sono molte. Comunque, signora, il medico suo dovrebbe scrivere nell'impegnativa la priorità e la USL è obbligata a dar seguito alla prestazione e a rispettare la priorità, perché se il medico non scrive la priorità
La USL ha 180 giorni di tempo per rispondere, che sono tanti. Infatti avevo la priorità, perché io sono stato pronto soccorso, stavo male. Allora se le priorità sono obbligate. Signora, dice la dottoressa che se lei ha sulla ricetta in pratica la scritta del medico con priorità, deve rivolgersi quindi a chi per avere il diritto di... Beh, ma anche nelle USL c'è l'ufficio relazioni con il pubblico. Quindi ufficio relazioni con il pubblico nelle USL o all'ospedale, giusto? Sì, comunque c'è in tutte, insomma, ci sono anche i numeri se li si trovano. Mi scusi, alla fine io mi sono informata e ho trovato posto in un altro centro in città che è convenzionato sempre con quello con l'USL di Verona, certo. Però devo andare in città. Comunque sì, anche quello ce l'ho al 18 aprile. Che è sempre meglio che maggio. Esatto, è sempre meglio che maggio, esatto. Sì. Signora, l'anno scorso l'avremmo dato in tempi molto più brevi, anche le strutture signora, io la ambulatoriali. ringrazio per la sua testimonianza e la sua preziosa bene, domanda. Un saluto. Grazie a voi, buonasera. Grazie per averci seguito, continui a farlo. Lei ci ha svelato insomma una cosa molto utile, ne ha altre di questi segreti che noi poveri cittadini insomma poi prendiamo nota e ci difendiamo. Ma insomma, ci sono, però dico, io credo che quella delle prestazioni traccianti sia molto molto importante e soprattutto i cittadini devono far valere i loro diritti. Quando cominciano ad avere dei tempi troppo lunghi devono in un qualche modo manifestare la loro contrarietà alla USL o alla struttura privata ambulatoriale, comunque alla struttura, perché ripeto, i tempi sono assolutamente indispensabili. Allora, proseguiamo con le mie interviste, ne ho raccolta un'altra di Andrea, vediamo cosa ci ha raccontato. Andrea, come mai la convenzionata rispetto al pubblico? Perché sono molto più rapido. Ho telefonato ieri mattina per una risonanza magnetica, me la fanno adesso, anche se sono in ritardo, però me la fanno. Ma ci sono dei prezzi comunque da pagare per questa celerità? Sì, certo, ma costa meno della sanità pubblica comunque. Se l'ha fatta in convenzione è uguale. Eccoci qua, siamo tornati in onda e c'è una telefonata. Flavio Magarini? Sì, sono io. Pronto, salve. Allora vi presento ufficialmente il segretario regionale del Tribunale del Malato. Grazie per essere qui con noi telefonicamente, insomma la sua preziosa testimonianza sulle lungaggini appunto del pubblico. Io voglio sapere bene o male com'è la situazione e quanto sono in circa a seconda delle prestazioni le varie attese. A lei la parola. Sì, allora diciamo che la situazione è leggermente migliorata rispetto a un tempo, però abbiamo ancora delle prestazioni che sono davvero lunghe. Per dire, nell'area ortopedia piuttosto che nell'oculistica, per ricevere una visita specialistica siamo ancora a mesi di tempo, mentre invece dopo nel privato si sa che lo si può ottenere in tempi brevi. Mediamente le aziende sanitarie adesso per effetto dei codici di priorità riescono a garantire le prestazioni nei tempi stabiliti, però a volte con un disagio che non è sopportabile soprattutto da alcune fasce di pazienti. Cosa intendo dire? Che se ad un anziano, magari con pluripatologie, diciamo che per fare un'ecografia deve fare 25, 30, 35 km, equivale a dirgli che non siamo in grado di fargliela, no? Quindi l'importanza del privato a livello proprio territoriale è appunto quello di andare a coprire molto spesso, anche in modo esclusivo, delle aree che il pubblico non è in grado di coprire, in questo senso. Che cosa fate voi del Tribunale del Malato? Che tipo di monitoraggio fate? Voi siete proprio a tutela del cittadino. Io vorrei proprio elargire anche questo tipo di informazioni perché grazie al nostro approfondimento cerchiamo di far scoprire, conoscere realtà che il cittadino magari medio non conosce. Ma allora è chiaro che noi facciamo un'attività di monitoraggio che un tempo era più facile perché si poteva chiamare direttamente le strutture e farsi dare i tempi d'attesa. Oggi ogni volta che si chiede una prestazione bisogna esibire una ricetta con il numero di impegnativa, per cui è diventato più difficile monitorare. Una cosa è certa che in taluni casi, quando i cittadini si rivolgono a noi perché
le aziende sanitarie non sono in grado di garantire le prestazioni nei tempi stabiliti dalla Regione, dobbiamo anche ricordare che c'è un decreto legge della Regione Veneto che prevede che se l'azienda sanitaria non è in grado di erogare le prestazioni nei tempi stabiliti abbia l'obbligo di pagare la prestazione in libera professione. Certo, l'abbiamo ricordato poc'anzi proprio con la dottoressa Ravagnin, grazie che lo sottolinea anche lei. Sì, certo, purtroppo però è un qualcosa che in pochi sanno. Esatto, infatti abbiamo ricevuto subito una chiamata perché siamo rimasti, io in primis, appunto felici di averlo scoperto. Mi perdoni, sì. Voglio capire però qual è, visto che voi assistite comunque le persone, il tempo più assurdo che le è capitato di sentire, magari da uno dei vostri assistiti? Ma guardi, sinceramente adesso è giusto dare un'informazione il più possibile corretta. Sì. Quando si sente parlare dei 6 mesi, dei 7 mesi, degli 8 mesi, è legato sempre al fatto che magari il cittadino voglia andare nell'ospedale piuttosto. Dobbiamo ricordare che la legge prevede che l'azienda sanitaria debba garantire la prestazione all'interno delle strutture del proprio bacino. Quindi sì, perché magari il cittadino dice io mi sono trovato bene in quell'ospedale, io voglio andare lì e allora arriva la famosa lungaggine di cui stiamo parlando, dei 5-6 mesi. Quindi restando proprio con i piedi per terra e senza andare in cerca dello scandalo, però io posso testimoniare che per ad esempio una visita ortopedica piuttosto che per una visita oculistica, come dicevo prima, siamo arrivati tranquillamente come prima visita anche oltre i 100 giorni, insomma, senza... Cioè che poi sono due settori che uno proprio non c'ha neanche bisogno di urgenza, giusto? Sia per la vista che per quanto riguarda, insomma, ortopedia, giusto? Lo dico col sorriso amaro. Dell'urgenza e non urgenza è sempre molto relativo, perché fa sorridere a volte leggere, così come è già successo di leggere, che ne so, un'impegnativa per un'ecografia piuttosto che una risonanza magnetica, dove il dubbio diagnostico che indica il medico magari è qualcosa relativo a una ipotetica problematica di tipo oncologico, no? Esatto. Guardi, ne conosco uno che ce l'avevano quel dubbio lì. Esatto, è chiaro che oramai il cittadino sa queste cose, vada su internet e vede anche se a volte camuffano giustamente anche i termini, però è chiaro che una persona nel momento in cui vede che il suo medico gli chiede di fare un TAC perché c'è il sospetto, che ne so, di un tumore, evidentemente questo non è disponibile ad aspettare neanche esatto, perché uno entra il fattore psicologico, uno purtroppo c'è l'ignoranza che noi non siamo medici e quindi poi la pelle è la propria, si cerca di voler accelerare il più possibile i tempi. Allora io la ringrazio. Se mi permette, guardi, l'ultima battuta è che in un momento in cui, che il mese scorso in pratica il nostro Consiglio dei Ministri ha ratificato quella che è la direttiva UE sulle cure transfrontaliere, che praticamente sancisce che il cittadino può andare a farsi curare in tutta Europa, oggi con i nostri soldi non possiamo decidere di andare fuori USL oppure da un privato accreditato, che è un diritto sacrosanto. Lei mi è brava, dottoressa. Allora io la ringrazio, ricordo a tutti voi che anche in rete facilmente si può trovare il Tribunale del Malato e regione per regione è presente. Grazie ancora a Flavio Magarini. Buona serata. Buona serata e buon weekend. Allora io adesso lancio le previsioni meteo e prima di farlo però devo ringraziarla, quindi lei mi è preparatissima e ne sono felice. Ringrazio la dottoressa Lia Ravagnin, presidente di ANISAP Veneto. Non diciamo la sigla intera. Mi verrebbe da dire, ci sarebbe da incatenarsi davanti alla regione per ottenere... Per carità, l'ho già fatto, spero di non doverlo fare più. Esatto. Però per i cittadini ne valsa la pena, ne vale la pena. Sono Brava. anch'io un cittadino. Complimenti. Vedete quando si punta il dito sulle cose che non funzionano, però ci sono persone che si incatenano anche davanti alla regione per essere ascoltate da chi di dovere per ottenere poi le cose per noi. Fossero tutti così? No? Beh, siamo in tanti così. Bene, dai, ce ne vogliono sempre di più. Dobbiamo avere più voce però. Esatto. Allora, io lancio il meteo e, ripeto, torniamo a breve con giovani e alcol.
Vi aspetto. A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Vediamo assieme cosa accadrà nei prossimi giorni. Buone notizie, tornerà la primavera dopo questo nuovo assaggio tardo-autunnale o quasi simil-invernale. Quindi nuovo anticiclone sulla nostra penisola, non solo, su quasi tutto il Mediterraneo, clima nuovamente più mite, quindi tempo in generale miglioramento. Soltanto qualche velatura nuvola innocua, vedete al mattino cielo sereno dappertutto, sia sul Trentino Alto Adige che sul Veneto che sull'Emilia Romagna, ma anche vedete in Emilia Romagna, solo in Emilia Romagna e verso la serata anche sui settori più occidentali del Veneto e del Trentino Alto Adige cominceranno ad affacciarsi un po' di velature, nuvole comunque sterili che non disturberanno più di tanto. Infatti sarà un bel sabato, anzi uno stupendo sabato primaverile con temperature in aumento, non nei valori minimi. Infatti i valori minimi comunque risulteranno sempre piuttosto bassini, attorno ai 5-7 gradi centigradi, ventilazione debole, variabile, un po' su tutto il territorio, sia sul Triveneto che sull'Emilia Romagna. Vedete le temperature massime torneranno ad aumentare, valori primaverili attorno ai 20 gradi. Per ora è tutto, buon weekend dal vostro Giuseppe De Vitis.